Bene, siamo con la presidente regionale Trotta, Tecla, e ovviamente con la nostra Laura Casanova Rixi, presidente comunale del CIF, quindi Centro Italiano Femminile, un anniversario importantissimo, 80 anni. Sì, abbiamo deciso di dedicare la Giornata Internazionale della Donna qui a Genova agli 80 anni di fondazione, e con la Presidente Comunale, appunto Laura Casanova, abbiamo deciso di dar vita a questo convegno in modo da far conoscere un po' della storia del CIF in questi 80 anni dalla sua fondazione e invogliare, perché no, nuove socie ad iscriversi, visto che a breve ci saranno il rinnovamento di tutte le assemblee elettive. Bene, grazie per l'intervento e queste importantissime informazioni. Laura Casanova Rixi, un appuntamento importante oggi e ospiti da tutta Italia, quindi abbiamo anche la Presidenta nazionale da Roma addirittura, e lascio a te la parola per darci quello che è il programma della giornata. Ma il programma della giornata credo sia una cosa molto piacevole e importante, soprattutto avere con noi tutte le presidenti regionali della Liguria, tutte le presidenti comunali della Liguria, perché abbiamo la presidente regionale, come ha detto prima, e quindi unirci una volta che non succede mai, e questa volta siamo riusciti a far arrivare da Chiavari, dalla Spezia, da Finale, eccetera, tutte queste presidenti comunali. Quindi per me è un grande onore essere riuscita a unirci tutte insieme. Spero che questo ci porti anche, come diceva la Presidente, a invogliare le generazioni nuove, proprio perché abbiamo bisogno di gente giovane. Buonasera a tutti e molte grazie per essere venuti così in tanti a questo convegno. Un convegno che noi teniamo particolarmente caro, proprio perché è un momento che ci siamo riuniti, tutte le presidenti regionali, abbiamo tutte le presidenti, cioè la presidente regionale, tutte le presidenti provinciali e una nazionale che è molto importante per noi, grazie. Quindi io non mi dilungo molto, proprio perché abbiamo i minuti contati. Voglio solo ricordare che il CIF di Genova ha fatto tante cose. E soprattutto, come ha detto il nostro Presidente, portiamo proprio al Chiello la piazzetta di Campetto, che il CIF ha fatto restaurare al posto delle panchine di marmo dove tutti i turisti, che naturalmente prima si sedevano in terra, oggi si siedono sulle panchine, e abbiamo fatto moltissime cose. E non vi racconto oltre, non vado oltre, proprio perché abbiamo minuti come ripeto contati, anzi chiedo a tutti non più di 5 minuti alle nostre presidenti. Il 2025 segna l'80° anniversario della storia del Centro Italiano Femminile. Come sapete tutte, da Cifine Doc, la prima presidente, Maria Federici, fu una delle 21 madri costituenti e fece parte della famosa Commissione dei 75, che dedicò parte della sua relazione nella stesura delle garanzie economiche e sociali per l'esistenza della famiglia. Maria Federici scriveva nel 1945 sulle pagine del primo numero del bollettino, che diventerà poi la nostra rivista Cronache e Opinioni, le seguente dicitura: se ci domandano che cosa vogliamo, rispondiamo: l'affermazione dei principi cristiani nella vita sociale. L'impegno è forte, ma non supera la forza di un animo cristiano. È con questo spirito che anche in Liguria le donne del Centro Italiano Femminile incarnano la storia dell'associazione e hanno favorito una svolta epocale. Tante di loro le possiamo conoscere attraverso scritti, opere, foto e ricordi. Fra queste è immancabile la figura di Anna Maria Pastorino, già presidente comunale e provinciale di Genova, presidente regionale della Liguria e poi presidente nazionale. Abbiamo oggi la fortuna di avere qui l'avvocato Maria Grazia Luna, che ci letterà poi un piccolo profilo e ricordo suo personale. Nel 2006, in un'intervista per i 60 anni dell'associazione, Anna Maria Pastorino così descrive l'attività del CIF.
L'associazione desidera aiutare le donne ad inserirsi nella società in tutti i settori, secondo le proprie capacità, le aiuta a ricoprire ruoli più significativi nella società civile. Siamo convinte che da un lato le donne devono educarsi ad essere cittadine consapevoli attraverso la scuola della collaborazione partecipativa e dall'altro le donne sono chiamate a sentire un senso di responsabilità più profondo nei confronti della società, per quelle sono chiamate ad esprimere quel genio che tanto magistralmente al genio femminile Giovanni Paolo II vide in loro, per promuovere quindi una cultura nella quale la maternità ritorni ad essere considerata dono e investimento per l'intera collettività e non solo un'esigenza personale, un fatto personale. Ad aiutare il cammino di queste donne, come ben rimarcava Maria Federici, imprescindibile è la radice, l'ispirazione cristiana. Il motto del CIF è donne, credenti e cittadine. Ruolo importantissimo è svolto in ogni CIF dai consulenti ecclesiastici. Con animo grato ricordo la vicinanza di Monsignor Nicolò Anselmi, che ha dato un nuovo impulso alla gestione della Casa Alpina CIF di Cesana e ha sostenuto la scuola di italiano CIF per le giovani sfruttate nei vicoli del centro storico. E oggi i miei ringraziamenti vanno a Monsignor Marino Poggi, la cui presenza a livello comunale ha illuminato incontri sul Magistero e sui documenti della Chiesa. Da pochissimo si è concluso il ciclo di incontri sull'enciclica dell'Exes Nos di Papa Francesco. Ringraziamenti a Monsignor Militello Giuseppe, che a livello regionale ha offerto alle consigliere Liguri momenti e spunti di riflessioni comunitarie e di accompagnamento concreto sui territori. Non a caso sarà chiesto ai consulenti ecclesiastici di introdurre il momento di rinnovamento associativo di ogni CIF. Infatti il 2025 è un anno importante per il Centro Italiano Femminile, è l'anno dei contratti elettivi. Il dibattito e il confronto che nasceranno all'interno delle assemblee elettive impatteranno inevitabilmente sulle scelte in merito ai ruoli e alle assunzioni di responsabilità dentro l'associazione, dai livelli di base fino ai livelli più impegnativi, provinciali, regionali e nazionali. Ecco, oggi siamo chiamati come donne CIF a rinnovare l'associazione, che si riconosce più che mai parte di una storia, ma deve essere proiettata verso un futuro, fatto di nuove sfide, di un mondo comune e una fraternità allargata. All'interno di questo percorso svolge un ruolo non secondario il rapporto intergenerazionale, che occorre essere in grado di vivere nella gestione della vita associativa, e si realizza ogni volta che si sperimenta il modo migliore per valorizzare i diversi contributi che le socie possono dare. Stiamo vivendo un anno di grazia, giubileo della speranza. Mai come ora abbiamo bisogno di speranza nelle vite di ognuno di noi. Nella critica della ragion pura, Kant ritiene come terza e ultima domanda fondamentale per l'umanità proprio la speranza. Che cosa mi è lecito sperare? La sua formulazione continua a interrogarci, ci spinge a chiederci verso quale bene possiamo indirizzarci, tanto come singoli quanto come collettività, ma nello stesso tempo avvertiamo che non è sufficiente questo passo. Il cardinale Carlo Maria Martini ricordava che la vera questione quando si parla della speranza in senso forte non verte sul che cosa, ma sul chi, in chi riporniamo la nostra speranza, dando così valore al tratto relazionale. La speranza non può essere concepita scindendola dalle relazioni. Allora torniamo alla mission del CIF, donne credenti e cittadine, essere donne capaci di aprire nuove visioni di futuro, così come ci ricorda Papa Francesco nella Fratelli Tutti. Oggi emerge un individuo sciolto da legami, privo di relazioni in famiglia, nel lavoro, nella società. In realtà in noi sempre più viene prevaricato da un io autoreferenziale. In occasione del suo nuovo libro Cristo speranza di ogni uomo, intervista con l'arcivescovo emerito di Genova, Cardinale Angelo Bagnasco, l'Eminenza ribadisce il significato dell'impegno dei cristiani, che è servizio alla società, senza compromessi sui principi irrinunciabili. La partecipazione non sia ricerca di rilevanza mondana. Le proposte politiche devono essere giuste, cioè devono corrispondere al bene dell'uomo che è relazione della comunità. I CIF liguri porteranno singolarmente i loro contributi in un opuscolo di prossima pubblicazione per ricordare gli 80 anni di fondazione, in uno sguardo che parte dall'oggi vissuto e si protende verso il domani, che si immagina affidandosi alla speranza.
Concludo con la patrona del CIF, Santa Caterina da Siena, a cui verrà dedicato tra l'altro un incontro di 3 giorni proprio a Siena a settembre. Riprendendo ciò che si legge, ritorno all'inizio, nel numero 1 del bollettino del CIF. Non accontentatevi delle piccole cose, Dio le vuole grandi. Se sarete ciò che dovete essere, metterete fuoco in tutta Italia. Che i CIF liguri possano davvero dare testimonianza convinta e credibile. Auguri a tutte le donne del CIF, donne di speranza. E sempre qui sotto la targa di Anna Maria Mozzoni, quindi una delle più grandi, insomma, donne che hanno fatto la storia anche del voto, siamo qui con Maria Grazia Luna, Presidenza nazionale CIF. Buonasera, benvenuta, quindi da Roma, qui ospite con noi. 80 anni di CIF, sì. Le lascio la parola perché c'è tanto da raccontare, tanto avete fatto in tutti questi anni. Noi in realtà siamo state, diciamo, chiamate dalla, proprio così, anche dai papi, perché Pio XII, proprio nel dicembre del 1945, dopo aver appunto tenuto un incontro con i principali presidenti delle varie associazioni di ispirazione cristiana, disse una famosissima frase: "Tua res agitur", ormai dice bisogna rimboccarsi le maniche e uscire dalla parrocchia e andare verso il sociale, il civile. Voi donne dovete appunto cominciare a fare quei servizi, e infatti, ecco, per farla breve, nacquero le prime scuole materne, le mense, gli asili nido, le case per ferie e anche appunto i luoghi di aiuto agli anziani di qualsiasi livello, eccetera. Ecco. Diamo la parola alla professoressa Maria Grazia Luna, che rappresenta la Presidenza nazionale CIF. Sono onorata oggi di stare qui appunto in questa bella assemblea, ecco, sarò molto breve al riguardo. Conosco alcune mie amiche che abbiamo una lunga militanza nell'associazione e in particolare appunto ho lavorato con alcune delle donne genovesi che sono state anche ricordate. Io sono qui soprattutto come Presidenza nazionale perché da tanti anni, ecco, sono anche, diciamo, consulente legale e delle presidenti normalmente insieme adesso c'è anche Pegla che è la giovane che viene su, ecco, quindi posso dire, volevo ricordare, se sono qua appunto, 2 persone che hanno amato molto Genova, in particolare l'avvocato Rosaria Bosco-Lucarelli, che amava molto la formazione professionale. Noi siamo molto legati a questo splendido servizio che il CIF Ligure e in particolare di Genova ha portato avanti. Adesso è l'unico servizio di formazione professionale che abbiamo in Italia. Avevamo delle sedi prestigiose come Venezia e come tutta la Sicilia e la Sardegna, ma il passaggio alle regioni non è stato per noi favorevole e non mi dilungo. Ecco, Rosaria è stata molto amica e mi ricordo quando lasciò la sua presidenza alla fine degli anni 80, presidente nazionale, dissi: io devo andare a Genova perché ho un debito di onore con la dottoressa Bugiardini, un nome storico genovese che è importante per la formazione. Questa è la dottoressa Andoroni che io ho avuto il piacere di conoscere, ed essendo stata io assistente di Rosario Bosco-Lucarelli volevo portarvi questo, diciamo, ricordo. L'altra persona che voglio ricordare, come già ha fatto Tecla e altre, è la presidente Anna Maria Mauro Pastorino, che io ho avuto il piacere di servire come appunto presidente nazionale per ben quasi 9 anni, in alcuni momenti molto importanti attuali questi ultimi della nostra associazione, ossia
la formulazione dell'attuale statuto, anche se è talvolta un po' difficile, diciamo, interpretarlo, però praticamente io venni a Genova proprio con lei insieme per andare a parlare con un avvocato importante del centro di servizi del volontariato, insieme anche a una residente storica, la dottoressa Torre e altre, appunto, che ho avuto il piacere di conoscere, e quindi cerchiamo appunto in quegli anni, dal 2004 al 2010, quando appunto fu approvato l'attuale statuto. Anna Maria ha dato molto e in quegli anni portava avanti anche tutti gli accreditamenti della nostra associazione, il servizio civile, abbiamo 12 sedi, poi praticamente il MIURE, il Ministero della Pubblica Istruzione come agente di formazione, adesso si sta perfezionando, l'educazione continua in medicina del CM, si fanno dei corsi molto belli in Calabria e in altre parti, e anche l'ultima, la qualità. Anna Maria mi vede sempre carta bianca, è stata una persona squisita, una persona di una grande sensibilità e umiltà, era una donna che non amava appunto essere, diciamo, protagonista della storia, ma lo fece per umiltà e di servizio, perché capì che in quel momento voleva una persona. Io non dico altro e ringrazio tutte voi, ecco, che siete state veramente, diciamo, adorabili. Lillina, che conosco da tanti anni, la dottoressa appunto che ha diretto appunto la nostra formazione, e anche alcune delle amiche che ho riconosciuto adesso vedendo che hanno partecipato ai corsi di formazione che facevamo con l'Istituto Superiore di Formazione Professionale, ISFOL, il professor Ghermo, sicuramente qualcuna se lo ricorderà, e la dottoressa Domina negli ultimi anni, che permettevano alla nostra associazione di poter anche formare delle persone su quello che riguardava la progettazione, ma anche l'analisi del territorio e tante altre cose. Questo è stato possibile finché avevamo appunto un grande supporto che ci permetteva di coordinare questa formazione, che era la legge 40. Le amiche lo sanno bene, adesso non esiste più, hanno eliminato tutto. Comunque, quindi allora forza Genova, la formazione professionale di Genova è il nostro unico, diciamo, spiraglio in questo momento importante. Questo è un servizio fondamentale, ricordate, prepara tanti giovani veramente che trovano subito lavoro. Grazie a tutti. Laura Repetto, un onore oggi averla qui con noi, città metropolitana di Genova. Allora, siamo sotto una targa importante, veramente parlare della targa, ti lascio la parola perché insomma siamo in una giornata speciale. Siamo in una giornata speciale tutta dedicata alle donne per l'80° compleanno del Centro Italiano Femminile, del CIF, e siamo in una sala particolarmente evocativa. Il nome di Anna Maria Mozzoni è qui perché la sala appunto è dedicata a lei, la prima donna che ha fatto una petizione al Parlamento per il voto femminile. Se vedete c'è scritto 1877, dovrà passare un bel po' di tempo. Naturalmente ha dovuto affidarsi a un amico parlamentare perché il Parlamento era completamente costituito da uomini, ma ho letto anche i documenti che riportano quelle discussioni in cui sembrava impossibile concedere il voto alle donne perché avrebbero avuto delle difficoltà in certi periodi del mese, avrebbero avuto delle difficoltà emotive a gestire delle decisioni importanti, insomma si doveva fare ancora tanta strada, ma appena è stato varato il diritto al voto alle donne, i gruppi femminili si sono mossi immediatamente, il CIF neonato ha iniziato a percorrere le città, i villaggi, i paesi, i centri abitati per convincere le donne dell'enorme importanza che aveva quel certificato elettorale nelle loro mani, e da lì in avanti la presenza del CIF ha impregnato la vita sociale con fortissimi valori ma una capacità di concretezza straordinaria.
Parlavamo concretezza, parliamo di corsi di formazione. Sì, certo, l'attività del CIF è veramente a 360 gradi. In Città Metropolitana io mi occupo di pari opportunità e di istruzione e in particolare ho sott'occhio quindi alcune delle iniziative proposte dal CIF. Sono tanti corsi di formazione professionale e noi ci occupiamo su delega di Regione di accompagnare i ragazzi e disabili, per esempio, a partecipare, a beneficiare di questi corsi. Sono ben 62 in tutto il territorio, fra quelli di Genova, il territorio e anche di Chiavari, ed è davvero una risorsa importantissima per i ragazzi che finiscono le superiori e poi hanno bisogno, no, di trovare la loro strada, un percorso di autonomia, e per le famiglie che non restano da sole alla fine del percorso di studi di istruzione canonico, diciamo. E a proposito di supporto alle donne con il telefono donna. Telefono Donna è una meravigliosa iniziativa del CIF di Chiavari che seguiamo come pari opportunità, un telefono, una linea telefonica disponibile H24 per supportare le donne in qualsiasi momento, in qualsiasi bisogno, in qualsiasi necessità. Si può telefonare e ricevere una consulenza, un aiuto e non sentirsi sole. La solidarietà femminile in questo è veramente eccezionale. Bene, grazie per il suo intervento e grazie quindi a tutte le attività con Genova Città Metropolitana. Grazie a voi. Buongiorno a tutti, sono qui come consigliera delegata di Città Metropolitana, vi do il benvenuto, vi saluto, vi ringrazio per aver scelto questa nostra sede per festeggiare un compleanno così importante, gli 80 anni, e davvero vi ringrazio. Il Presidente Marco Bucci ha già detto tutto, no? Cosa posso aggiungere? Che è proprio tutto vero, nel senso che da insegnante di storia ho conosciuto il CIF proprio parlando del dopoguerra, no? È stato dato il diritto di voto alle donne, ma mancava la consapevolezza di quello che poteva voler dire. Le donne potevano prendere questo certificato elettorale e metterlo in tasca, non usarlo, invece le donne del CIF sono andate in giro per le campagne, per i piccoli villaggi, per i paesi a spiegare l'importanza di votare. Le donne sono corse in massa alle urne e le foto con le code, le attese sono note a tutti. Da lì in avanti la presenza del CIF è stata capillare in tutti i paesi e io stessa ho avuto a che fare con tante persone. Doveva essere qui la presidentessa anche del Comune di Busate, che non vedo, ma che è uno dei motivi per cui ho iniziato a impegnarmi nella vita pubblica, nella vita amministrativa, interessarmi del comune. Mi ha seguito sin da quando ero ragazzina, per fare un esempio di quanto è capillare e importante la vostra presenza. Durante l'università ho incontrato la possibilità di fare corsi grazie al CIF e adesso in Città Metropolitana mi occupo di scuola e per delega della Regione ci occupiamo anche di fare il trasporto alle persone che vanno ai corsi, alle persone disabili. Su 102, vi do un dato, tanto per raccontarvi un aneddoto del legame, dell'importanza della consapevolezza che noi delle istituzioni abbiamo del valore del vostro lavoro, come diceva il Presidente. Abbiamo 102 ragazzi che noi accompagniamo ai corsi di formazione professionale su delega di Regione. Di questi 102, 62 frequentano i corsi CIF, 30 fanno i progetti integrati, sono ragazzi che vanno ancora a scuola, fanno 3 giorni a scuola e 2 in corsi di formazione. 32 sono gli adulti che hanno un percorso di formazione professionale che magari è fondamentale per la loro indipendenza o autonomia. E soprattutto non li lascia soli dopo le superiori, quel momento in cui la famiglia si trova nella disperazione, il ragazzo si trova disorientato perché perde i riferimenti, gli insegnanti, i compagni. E quindi è una sinergia che CIF sa fare con le istituzioni e con tante altre associazioni del territorio, una sinergia spesso con tante altre associazioni femminili, e noi vi ospitiamo sempre volentieri. Io sono una vostra fan, non solo fate tanto, non solo siete uno supporto, siete proprio un esempio e per questo vi ringraziamo. Grazie veramente. Presidente Bucci, un onore averla qui oggi. Grazie. 80° anniversario per il CIF, quindi il Centro Italiano Femminile.
Sì, è veramente una bella cosa per noi poter celebrare 80 anni, pensate, 80 anni dal 45, ovvero sia 80 anni anche dalla liberazione d'Italia. Il CIF è nato in parallelo alla liberazione d'Italia e per la prima volta le donne si sono messe assieme per fare un qualcosa di significativo nei confronti della società civile. E questo qualcosa di significativo vuol dire innanzitutto mantenere il proprio ruolo nella società civile, anche nella famiglia, anche in tutte quelle cose che fanno parte della nostra cultura e soprattutto del nostro modo di vivere il tessuto civile e familiare. Alle donne noi dobbiamo dire grazie perché si sono sempre impegnate molto, talvolta lavorando molto più degli uomini per raggiungere gli obiettivi che sono gli obiettivi della nostra società civile, quindi questo è un risultato assolutamente importante di cui noi siamo consapevoli e ringraziamo. Questo festeggiamento degli 80 anni vuol dire anche un impegno per i prossimi 80 anni, cioè per continuare a lavorare in questo modo. Bene, noi la ringraziamo, quindi l'evento sta per iniziare, la lasciamo al suo impegno per l'inizio. Grazie ancora. Grazie ancora, un saluto a tutte le donne del CIF. Che vuol dire che ne ha più il CIF, ovvero sia il CIF è stato fondato nel 1945, guardate che è una cosa incredibile questa. 1945 è l'anno in cui si libera l'Italia e il CIF è stato fondato quando l'Italia, subito dopo la liberazione dell'Italia. Quest'anno noi il 25 aprile festeggeremo gli 80 anni ed è una delle prime cose fatte dopo l'azione dell'Italia è stato il CIF. Non so quanti se ne rendono conto, quanti lo sanno, ma sull'intuizione del cardinale a quell'epoca era cardinale, no? Giusto? E sull'intuizione del cardinale Montini questo è successo. E quindi voglio dire, è un grosso valore. Perché noi vogliamo sottolineare questo discorso? Perché io volevo essere, a parte il discorso della mamma, c'è però un'altra cosa importantissima che è l'impegno del CIF nella società civile. Guardate che, tra l'altro, se vi ricordate bene, il CIF è nato prima del voto ufficiale delle donne, il voto ufficiale delle donne è nel 1948, quindi voglio dire, noi il CIF è nato prima ed è un'associazione che ha fatto in modo che le donne prendessero il loro ruolo codificato nella società civile. Di questo dobbiamo essere orgogliosi perché il ruolo delle donne nella società civile viene fuori al di fuori anche dalla famiglia, ma non eliminando la famiglia, cioè facendo tutte e due le cose. Quando le donne vanno nella società civile si occupano di politica, si occupano di amministrazione, si occupano di consultori, si occupano dell'aiuto al prossimo. Allo stesso tempo però hanno dei ruoli importantissimi nella loro famiglia. Ci sono i figli, c'è la famiglia stessa, l'attenzione, c'è un sacco di lavoro. Siamo tutti consapevoli che le donne talvolta lavorano molto di più degli uomini e questo non è ancora ben riconosciuto dalla nostra società civile, che invece noi dovremmo impegnarci a riconoscere ufficialmente, non soltanto da quello che potrebbe essere lo stipendio, il salario, ma anche da quello che è il ruolo dell'importanza della donna nella società civile. Il CIF lo ha sempre fatto, aiutandoci l'un con l'altro, mettendo anche ovviamente i valori della cristianità e della fede, ma anche i valori sociali, cioè il valore di stare assieme, il valore di fare qualcosa per il prossimo, il valore di contribuire a quello che è la crescita della società civile. Perché vedete, noi nella società civile vogliamo che cresca giorno dopo giorno, non la vogliamo come la ieri, la vogliamo come sarà nel futuro. E quando le persone si tirano sulle mani che si impegnano nella società civile, vuol dire che la società civile migliora. Bene, quando lo fanno le donne tutte assieme, questo è un valore enorme nella nostra società civile. E io sono molto contento di poter dire che io vivevo, già quando ero ancora vivo in casa mia, cioè prima della laurea, vedevo mia madre che si impegnava tantissimo e forse per noi a quell'epoca così giovani era forse più difficile capire perché queste cose succedono. Poi col tempo io mi sono reso conto veramente di quanto è l'importanza di queste cose. Il lavoro che voi fate nella città di Genova, nella provincia di Genova, qui ci sono anche rappresentanti regionali, quindi voglio dire, qui in tutta la nostra regione, è importantissimo. Non dimenticatelo mai. Può darsi che in un giorno o in 2 giorni non si veda qual è l'effetto sulle persone, può darsi che non si veda nella settimana dopo, ma si vede sicuramente negli anni che passano, perché le persone poi ritengono cose importanti del lavoro che fate voi e poi dopo lo usano nella vita civile di tutti i giorni.
Questo è il valore del lavoro che state facendo ed è il motivo per cui 80 anni sono passati e a me, come amministratore pubblico, c'è il dovere di dover fare i complimenti e i ringraziamenti soprattutto per quello che avete fatto in questi 80 anni. Oggi voi state facendo dei lavori importanti per la città di Genova, la città di Liguria, per tutta l'Italia, per cui io vi ringrazio per quello che fate oggi, ma la cosa più importante, di cui mi sento in dovere di ringraziarvi in anticipo, è per quello che farete nei prossimi 80 anni. Ovvero sia, c'è un futuro davanti a voi altri, davanti a noi, davanti a tutti assieme, come società civile. Un futuro dove le donne che hanno dei legami importanti nella società civile, incluso il discorso della fede, della cristianità, sono tutte cose che danno un legame importante, che proiettate nella società civile, come dicevo prima, la aiutano a crescere. Quindi il vostro impegno quotidiano nelle cose che fate e quello che fa l'organizzazione del CIF e l'associazione non fa altro che aumentare il livello della società civile. Di questo io vi ringrazio in anticipo. Noi come amministrazione siamo pronti a lavorare anche per voi, nel senso che io non ho ricevuto in questi 8 anni da sindaco molte richieste, ma tutte quelle che mi hanno chiesto le abbiamo fatte. Ricordo ad esempio tante cose, ricordo Piazza Campetto ad esempio, che è una cosa bellissima, per voi lo sapete ricordate che è successo, no? Ricordo tante cose che avete fatto, poi gli eventi che avete fatto al teatro e così via. Si può fare anche di più, volendo, voglio dire che l'amministrazione è vicina a queste organizzazioni che contribuiscono a elevare il livello della società civile. Quindi grazie per quello che avete fatto, il vostro impegno è stato notevole, è notevole e sarà ancora più notevole in futuro. Lavoriamoci assieme e non faremo altro che fare una società civile migliore per noi e soprattutto per i nostri figli e le future generazioni. Grazie a tutti. Grazie all'autorità. Allora ti spiego perché io sono qua, chi sono? Sono Giovanella Storpini Nastro, sono psicologo, psicoterapeuta, sono una cifina, da tantissimo tempo e qui sono come coordinatrice dell'equipe del consultorio CIF di Genova. Nel 1976, il cardinale Giuseppe Siri ha dato mandato a Monsignor Paolo Rigon e a Rosita Adrianopoli, di cui qui la socia nipote parlerà, di fondare, di creare questo consultorio che offrisse un supporto gratuito, totalmente gratuito, senza distinzione di nazionalità e di religione. Allora è stata veramente un'innovazione molto molto speciale. Nel tempo poi per problemi burocratici il consultorio CIF è diventato una struttura a sé, ma abbiamo sempre voluto mantenere la definizione consultorio CIF, con il quale siamo conosciuti urbi e torbi, non solo a Genova. Pensate che siamo 57 volontari che nel 2024, l'anno scorso, quando abbiamo chiuso, abbiamo fatto 2664 colloqui totalmente gratuiti. Siamo tutti professionisti e il nome CIF, anche legato al nostro consultorio, è entrato nelle università come sede di tirocinio ed è veramente qualcosa di speciale, davvero, perché anch'io mi ci dedico molto. Oggi mi è stato dato questo incarico, di cui sono onoratissima, di aprire i lavori qui, anche un incarico che so quanto sia gravoso perché frequento molti convegni e congressi, di dover scandire i tempi. Quindi diventerò odiosa a tutti voi, me ne scuso, però siamo ospiti della prefettura, del palazzo della prefettura e non possiamo assolutamente allungare i tempi, non possiamo approfittare di questa ospitalità veramente